L'ufficializzazione è attesa il 24 aprile nella seduta straordinaria all'Ars. In quell'occasione il presidente della regione, Raffaele Lombardo, potrebbe annunciare le sue intenzioni. Probabilmente dimissioni in estate tra giugno e luglio ed elezioni nel mese di ottobre. La data che i partiti ipotizzano in questo momento è il 21 ottobre, anche se il governatore della Sicilia ritiene che la decisione finale del giudice per le udienze preliminari può arrivare in tempi lunghi, che potrebbero quasi coincidere con la fine naturale della legislatura, ovvero aprile 2013. Ma è un'ipotesi a cui credono in pochi. A far propendere per ottobre è anche un'altra eventualità. Se venisse confermato che le politiche si svolgeranno entro fine aprile, il termine per lasciare le cariche istituzionali e candidarsi a Roma scadrebbe all'incirca l'ultima domenica di ottobre, il 28. Dunque è necessario votare prima alla Regione. I partiti si preparano all'appuntamento e iniziano le manovre. La mossa del presidente Lombardo è apprezzata dal Partito Democratico. Il capogruppo all'Ars, Antonello Cracolici, lavora per evitare la rottura dell'alleanza con il Movimento per l'Autonomia. Per Cracolici il presidente della Regione ha fatto bene ad evitare un logoramento dovuto alla vicenda giudiziaria e a questo punto ritiene utile che il PD trovi una sede per discutere con Lombardo e FLI della coalizione elettorale e spera sempre di recuperare nell'alleanza SEL e UDC, ma dipenderà dalla scelta del candidato e Cracolici ammette che sarà condizionata dall'esito delle amministrative di maggio. Anche i finiani sposano la linea del governatore. Per Fabio Granata, Raffaele Lombardo sta dimostrando in pieno il suo senso delle istituzioni, rendendo certo il suo ruolo imprescindibile per costruire un grande progetto politico in Sicilia. Lo stesso leader autonomista ha ribadito che non aspetterà il verdetto, ma è convinto che un passo indietro fatto adesso è come se riconoscesse la fondatezza e la non strumentalità dell'indagine. A sentire gli alleati, l'intesa con l'attuale maggioranza, nonostante il possibile rinvio a giudizio di Lombardo, non sarebbe compromessa. Ma il dubbio è insistente, specie nel Partito Democratico. Potrebbero esserci nuove fratture in caso di rinvio a giudizio del governatore della Sicilia? Cracolici spiega: noi ci alleiamo con i partiti e il PD deve essere il baricentro di un'alleanza in grado di offrire solidità e cambiamento. Il mio partito, continua il parlamentare regionale, in queste settimane ha dimostrato di sapersi fare del male. Spero che si superi questa sindrome del tafazzismo. Futuro e Libertà ribadisce il sostegno a Lombardo. Il deputato nazionale Nino Lopresti ribadisce: per noi è stato chiarissimo, si dimetterà prima che la sua vicenda processuale inizi. Anche l'eventuale rito abbreviato non ritarderà le dimissioni.